Da quando Federico Bertollo non c'è più, su Facebook e Instagram ha centinaia di amici. Non fu così prima, da quando, 9 anni fa, a soli 14 anni, venne travolto da un furgone e finì in coma per 2 mesi. L'incidente lo rese invalido permanente dalla spalla alla gamba sinistra. La sua grande forza di volontà lo salvò. È entrato in ospedale, ha avuto l'incidente da bambino, è uscito dall'ospedale uomo, perché è stato più di un anno appunto in ospedale. Quel maledetto incidente compromise la vita di Federico Bertollo e azzerò il suo sogno di diventare un musicista. Poco tempo prima aveva vinto un concorso chitarristico nazionale. Quella era la vita che voleva. Invece le cose iniziarono a complicarsi. Il rapporto con le persone, con i suoi coetanei è cambiato drasticamente dopo che ha avuto questo problema. La difficoltà secondo me è proprio la solitudine, nel senso che è rimasto solo, nel senso, molti amici o comunque conoscenti eccetera, un po' alla volta è stato un po' ghettizzato. Eppure nella solitudine finì il liceo scientifico, poi la parentesi della droga, per la quale passò alcuni mesi in una comunità. Adesso comunque stava bene, aveva trovato un lavoro part-time, adesso a fine mese avrebbe dovuto iniziare il lavoro full-time ed era contento, aveva delle prospettive, voleva riscriversi al conservatorio, aveva delle prospettive, aveva voglia di vivere e lo vedevo positivo. Secondo l'avvocato Bertollo, nell'appartamento di Borgo Treviso dove è morto Federico per una overdose di eroina iniettatagli dal pusher, c'era una terza persona. Noi meritiamo giustizia e loro meritano di pagare per quello che hanno fatto. La famiglia chiederà inoltre al pubblico ministero di integrare la notizia di reato di omicidio con l'omissione di soccorso. Secondo sue fonti, il 118 sarebbe stato chiamato molte ore dopo il decesso. Cercheremo di far valere le giustizie per Federico, che se lo merita, ripeto, è una bravissima persona e merita giustizia e non deve essere riconosciuto e considerato un drogato.